Buonasera a tutti e benvenuti alla settima puntata di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata al volley. Non sono arrivati i punti dalla trasferta della Tonazzo a Verona, ma è arrivata l'ennesima prestazione convincente di questo gruppo che inizia a competere con tutte le squadre della Superlega. Ne parleremo questa sera con ospiti importanti e un paio di grandissime sorprese. Sigla! Il derby veneto lascia a bocca asciutta la Tonazzo, che vince in vantaggio il primo set, ma poi si deve inchinare alla supremazia imbattuta di Verona, squadra costruita con mezzi economici profondamente diversi da quelli di Padova e imbottita di stranieri di primissima fascia. Il bicchiere mezzo pieno dice che comunque la truppa di Baldovin cresce a vista d'occhio, ormai se la gioca un po' con tutti, fugando i timori della vigilia di campionato. Il bicchiere mezzo vuoto parla invece dell'ennesima occasione sprecata per portare a casa qualche punto che, visto l'andamento della partita, non sarebbe stato per nulla rubato. A Verona purtroppo è mancato l'appello Giannotti, l'opposto bianconero dopo una serie di prestazioni super è incappato in una giornata storta e questa Tonazzo non può prescindere da questo giocatore. Sugli spalti invece il derby è andato ai tifosi bianconeri, erano più di 150 quelli di Padova che non hanno smesso un attimo di incitare la propria squadra. La partita più bella della giornata è stata quella di Trento con l'Energy Trentino che si è imposta al quinto set su Macerata, sfida spettacolare e piena di emozioni. Nessuna emozione invece per Perugia, che non lascia nemmeno un set a Piacenza, e per Modena, ora da sola in testa alla classifica, che passa agevolmente a Ravenna alla terza sconfitta consecutiva. Zone basse, San Sepolcro vince lo scontro diretto con Monza, sempre fanalino di coda con un solo punto, grazie a una prestazione quasi perfetta di Maric. Disco rosso anche per Milano, che trova una Latina troppo forte per le sue attuali possibilità. Morale, la Tonazzo continua ad avere due squadre alle proprie spalle in classifica. E domenica arriva al Pala Fabris l'ambiziosa Ravenna di Cantor, squadra di cilindrata superiore con la quale non sembra però impossibile fare punti. E lo scopriremo insieme se sarà impossibile fare punti domenica con gli ospiti di questa sera, ma soprattutto con una gradita novità di questa sera. Buonasera Lucy, ciao, ben arrivata. Buonasera. Buonasera Lucy. Lucy De Luca? Sì, consigliere Luca. Professione? Giocatrice di? Giovanili Avispa Volley. Di pallavolo, quindi giocatrice di pallavolo. Abbiamo una collaboratrice che gioca a pallavolo, quindi già questo, e poi scopriremo anche che nel mondo della pallavolo hai anche qualche altro ruolo, no Lucy? Ma lo scopriamo dopo, non anticipiamo troppo i tempi. Andiamo a conoscere gli ospiti della prima fascia, come sempre sapete, poi lo studio si riempirà della seconda fascia con una società che è fuori che scalpita. Andiamo a scoprire i 4 ospiti di questa sera. Il primo è una delle più belle sorprese di questo campionato della Superlega di Padova, il centrale Andrea Mattei. Ciao Andrea. È ben arrivato e complimenti tanto per quello che stai facendo fino adesso. Grazie. Perché è davvero un gran bel inizio di campionato. Sì. Se ci sono tante iniziative ogni domenica al Palasport, l'abbiamo visto settimana scorsa con Massimo Righi, amministratore delegato della Lega, è perché ci vuole qualcuno che questo motore delle iniziative lo metta in moto ogni domenica. E questo motore si chiama Marco Gianesello. Ciao Marco, responsabile marketing della Tonazzo Padova, grazie di essere qui con noi. E se questa squadra ha questo nome, se siamo qui a fare questa trasmissione, se tante cose accadono è perché ci sono tanti soci all'interno del Pallavolo Padova, ma ce n'è soprattutto uno che da 3 anni ormai ha dato il nome a questa squadra, che si chiama Tonazzo, e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi in studio Albino Tonazzo. Ciao Albino, buonasera, ben arrivato. E domenica, prima della partita del derby tra Verona e Padova, si è svolta una bellissima finale, e questa è una delle sorprese che forse in corso di trasmissione riusciremo a regalarvi questa sera. Si è svolta la finale di Coppa Veneto di Under 14 maschile tra Padova e Montecchio Maggiore. Il grande padrone di casa di questa partita è stato il presidente del comitato regionale FIPA di Veneto, scusate, Roberto Maso. Ciao Roberto, ben arrivato. Ciao, anche buonasera. Te. Forse avremo, lo anticipo già, l'allenatrice
della pallavolo Padova, Tonazzo, anzi Chioene, e poi spiegheremo che marchio è Chioene, che arriverà a salutarsi in diretta in studio, che sta allenando e quindi sta arrivando, arriverà tra poco. Bene, andiamo a vedere quindi per fare un po' il punto della situazione. Sei pronta Lucy per leggere i risultati dell'ultimo turno? Prontissima. Prontissima, vai Lucy, i risultati dell'ultimo turno. Eccoci qua che arrivano. Allora, Trento ha vinto 3-2 contro Macerata, Piacenza ha perso 3-0 contro Perugia, Ravenna ha perso 3-0 contro Modena, San Sepolcro ha vinto 3-1 contro Monza, Verona ha vinto 3-1 contro Padova e Milano ha perso 3-0 contro Latina. Ha riposato Molfetta. Molfetta, bravo, perfetto. Questo è il quadro dell'ultima giornata, abbiamo visto i risultati, alcuni scontati, altri un po' meno, bellissimo, l'abbiamo visto in apertura, nella scheda iniziale, il successo di Trento in rimonta su Macerata, vediamo anche la classifica velocemente, Lucy. Modena è a 21 punti, Macerata 19, Trento 18, Perugia 16, Latina 14, Verona 12, Ravenna 12, Molfetta 9, Piacenza 9, Città di Castello e San Sepolcro 6 punti, noi siamo a 5, Milano a 2, Monza 1. Mi piace il noi siamo a 5, Marco, noi. come l'ha detto, è molto coinvolgente, cosa dici? Molto, molto. Anche perché vuoi dirlo tu, che anche Devo Lucy, dirlo io. che ha qualche interesse, no, nella squadra, possiamo dirlo, sì, non andiamo a far figuracce stavolta. Tu sei il giornalista e tu devi occuparti di gossip. Quindi No, sai che io lascio su a queste te cose questa- non sono fortissimo. Allora lo facciamo dire a Facciamo lei, dire a lei, più lo bello, facciamo dire a lei, dai, chi è, bello, chi è, sì, anche sì, per quei sì. pochi che ancora non lo La facciamo sanno. un po' imbarazzare. La facciamo un po' imbarazzare anche perché poi abbiamo una sorpresa da farle vedere questa sera. Beh, sono la moglie di Santiago Orduna, il palleggiatore. Andrea, Per chi non lo sa. Per chi non lo sa, Maria di Santiago Orduna. Ma viene a vedere gli allenamenti ogni tanto, rompe le scatole? Come funziona? No, perché si allena lei. Quindi quando Per fortuna. veniamo- Viene alle partite però. sì, viene. Ma sai cosa mi ha detto domenica che ha fatto? Lei faceva il libero una volta, no? Adesso invece cosa fai? Sì, ormai faccio la banda. Da quest'anno... La banda, no, non la banda musicale, la La schiacciatrice. schiacciatrice, sì, sono tornata a attaccare quest'anno, dopo credo 6 anni. E A domenica come 30 andava? anni. No, domenica ho giocato sabato, è andata bene perché ho fatto 20 punti la prima volta nella mia carriera. Vabbè, 20 punti. Lo dico perché non so se si Un ex ripete. libero. Voleva fare 35, è andato bene. Va bene così. Si può sempre migliorare. Ascolta Andrea, sta partita di Verona, peccato, rimane un po' l'amaro in bocca. Sì, un po', ma come detto all'inizio, bicchiere mezzo pieno, si pensa alla prossima e basta. Però state giocando. La cosa bella domenica, credo che chi era al Palasport di Verona, c'erano molti tifosi padovani, siano comunque usciti, io credo comunque soddisfatti, perché la squadra ha comunque lottato, ha fatto vedere che c'è, esiste in campo, non è una Sì. squadra su cui ci si passa sopra Sì, mi facilmente. è piaciuto vedere i tifosi che alla fine ci hanno applaudito, questo sì, è stato un bel gesto da parte loro. E adesso pensiamo a Ravenna, alla prossima, in casa, e vediamo che succede. Sei preparato sulle tabelline? Che la settimana No, scorsa no, non sei no, andato no, benissimo. lascia perdere, lascia stare. Ah, a proposito, annuncio già adesso che nella terza parte ci sarà un'intervista doppia straordinaria, perché uno dei due, sapete che facciamo le interviste doppie, no? Uno è Nicola Baldon, l'assistente di Valerio Baldovini, e l'altro è Santiago Orduna, per cui ne vedremo delle belle, quindi rimanete fino alla fine perché ci divertiremo davvero molto. Marco, bello, e intanto vediamo le ragazze del campo d'Arsego che stanno scalpitando per entrare, lo faranno come sempre nella seconda parte. Marco, un bel colpo d'occhio domenica però al Palo Olimpia di Verona sulla curva di Padova. Sì, devo dire che già da 2 stagioni abbiamo un nucleo di tifo organizzato che cerca di seguirci in collaborazione anche aiutato dalla società, ma cerca di seguirci nelle trasferte, quindi fa anche piacere vedere oltre alle presenze che sono sempre state numerose, soprattutto in casa, anche chi ci segue con un po' di più di passione e anche in trasferta, sicuramente è una cosa piacevole. Tu hai fatto tifo, Lucy, domenica? Certo, io ogni volta che posso sono andata anche. T'ho Sì. vista, che eri lì Ma anche la domenica vieni spesso, no? Sì, vengo sempre, ogni volta che posso, cioè non posso mancare. Non so cosa si fa le domeniche se non si va in palazzetto a vedere. Roberto, bello sentire questa cosa, Sì, no? è Roberto, bello cosa dici? sentire. questa Stesso partecipazione. problema nostro. Non si saprebbe cosa fare. Albino, la vostra passione continua a esserci, no? Si era parlato, io ricordo, 3 anni fa quando avete iniziato, che Stefano Santuzza tramite la società ha dato la notizia di questo accordo che si basava su addirittura possibili 5 anni, no? di accordo, che sembrava
un numero ma esagerato, in realtà siete già al terzo e mi pare che, no, che ci siano delle belle soddisfazioni, credo. Sì, siamo contenti. Molto... Siamo contenti. Siete coinvolti, è di famiglia mi sembra. Sì, sì, diciamo che il volley è lo sport che ci rappresenta, dai. Diciamo così. Uno sport di squadra, sì, sì, dove sì, ognuno non sì, può fare sì, meno sì, dell'altro. sì. No? Quindi... Soprattutto è uno sport pulito, uno sport che ci rappresenta, rispetto a certi altri sport. Quindi ci sarete, insomma, vi state divertendo? Sì, diciamo di sì. L'anno scorso è stato un campionato trionfale, eccezionale. Sì, e certo, quest'anno. certo. Io anticiperei, se la regia è d'accordo, già un contributo del post partita, così lo vediamo già nella prima parte, vediamo cosa ha detto a caldo, dopo questa sconfitta per 3-1 della Tonazzo a Verona con Calzedonia, il coach di Padova, Valerio Baldovin. Valerio Baldovin, una partita che ha visto la Tonazzo Padova anche probabile autrice di una buona partita, poi però qualcosa non è funzionato a partire da Giannotti che era decisamente in giornata no. Abbiamo giocato secondo me un'ottima partita oggi, di gruppo, di squadra, abbiamo tenuto bene in ricezione nei momenti anche in cui loro forzavano molto il servizio. È vero che qualche volta abbiamo pagato dazio sui loro battitori più potenti quando entravano in ritmo, però in generale abbiamo fatto un'ottima partita a muro difesa, soprattutto una partita molto volitiva. Sì, vabbè, il discorso di Giannotti è un discorso che insomma tante volte ci ha fatto vincere le partite, oggi ha fatto un po' fatica a entrare in gara, poi comunque quando l'ho rimesso dentro ha dato comunque il suo, però insomma io sono comunque contento della prestazione che abbiamo avuto oggi contro una squadra che è sicuramente di ottima cilindrata. Mi pare che siamo sulla strada giusta per migliorare, toglierci delle soddisfazioni. La vittoria del primo set penso che sia stata significativa perché ci abbiamo creduto fino in fondo e anche comunque negli altri set quando loro ci scappavano via i ragazzi hanno sempre combattuto fino alla fine per cercare di rimanere aggrappati alla partita e questa è sicuramente una cosa positiva che dobbiamo portarci dietro per le prossime gare. È un peccato comunque che il servizio abbia fatto la differenza ancora una volta nel bene e nel male. Allora Verona ha una batteria di battitori non indifferenti, cioè di altissimo livello, perché Sender è un grande battitore, Gasparini lo stesso, De Rù lo stesso, con quel fatto che è in grado di fare parecchie variazioni di servizio, quindi ci sta. Sapevamo che era una partita difficile per la nostra ricezione, però io non sono, secondo me abbiamo ricevuto peggio altre volte rispetto ad oggi, decisamente. Per quanto riguarda già la prossima partita si affronterà Ravenna, una Ravenna che decisamente è più diciamo così, in difficoltà rispetto a un inizio di stagione. Che gare si aspetta? Una gara come quella di oggi, una gara più difficile? Per noi tutte le gare sono con il coltello fra i denti e Ravenna è alla stessa stregua di Verona, una squadra che ha un grosso potenziale. È vero che non ha più il palleggiatore francese Tonio T, però comunque Cavanna è un grande palleggiatore perché quando abbiamo giocato l'amichevole ha fatto vedere che comunque è un ottimo palleggiatore anche lui. Ci lavoreremo in settimana, studieremo i nostri avversari come facciamo sempre, però quello che mi preme puntualizzare è il fatto che dobbiamo continuare a lavorare duro come stiamo facendo adesso perché pian pianino anche se i risultati agonistici fanno fatica a venire, viste le squadre che abbiamo di fronte, però dal punto di vista del gioco sono moderatamente soddisfatto. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Era tutto sommato contento Andrea, no? Valerio, nonostante la sconfitta. Sì, cioè Valerio è così, trova sempre il lato positivo nelle cose, infatti è buono così. Andrea, ti aspettavi di essere già a questi livelli? Perché onestamente quest'anno, quando abbiamo visto la squadra costruita, un po' tutti abbiamo detto cavolo, va bene la Superlega, va bene tutto, ma questi sono dei ragazzi molto giovani che non hanno esperienza di A1 o di Superlega, chiamala come vuoi tu, e quindi c'erano molte titubanze. Per carità, non che siate primi in classifica, però state giocando, quindi ti aspettavi anche da te stesso questa risposta che stai dando in campo? Guarda, la cosa che siamo ragazzi forse è la cosa che ci manda avanti, perché essendo ragazzi vogliamo dimostrare, vogliamo giocare e la domenica scendiamo in campo con tutta la voglia possibile e penso sia questa la forza nostra. La forza che avete. Come è stata l'anno scorso, cioè l'anno scorso ci ha portato parecchio avanti questa cosa, penso io. Poi insomma, ecco. Io sento del rumore in sottofondo, eccole là, le ragazze del campo d'Arsico Volley che stanno scalpitando, per cui non perdiamo altro tempo, è meglio che le facciamo entrare prima che sfondino le porte e andiamo in pubblicità, tra poco.